Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone. O guardo i crepuscoli, le mattine su Roma, sulla ciociaria, sul mondo, come i primi atti della dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Colossale torre di 260 metri di altezza è l'antenna della nuova grande stazione di Roma. Grazie a questa Mio padre, è difficile parlare di lui perché era un uomo molto diverso da me e con cui ho avuto dei rapporti molto difficili. I tipici rapporti tra padre e figlio quando questi rapporti sono drammatici. In che modo drammatici? Drammatici nel senso che prima di tutto inconsciamente, per ragioni diciamo così che spiegherebbe Freud, insomma, meglio di me, e anche per ragioni oggettive di carattere. Mio padre era un uomo un po' l'antica, ufficiale, cioè esattamente il contrario, la pensava esattamente il contrario di quello che pensassi io allora e adesso. Quindi c'era proprio una diversità di ideologia, di carattere, eccetera. Ma in questo momento sono un po' ingiusto dire questo, perché questa differenza c'era.
Io inconsciamente forse ero profondamente nemico a lui e lui era profondamente nemico a me inconsciamente, ma in realtà poi è stato lui che mi ha quasi spinto a scegliere la carriera che ho preso. Quindi è un sentimento ambivalente nei confronti certo, del padre, sì. no? C'è gratitudine e c'è, forse possiamo usare una parola grossa, odio perlomeno nel senso freudiano. C'è questo misto di sentimenti, sì. È il rapporto più drammatico che abbia avuto in realtà nella mia vita. Il più drammatico di tutti. Beh, certo. Vogliamo parlare di altri rapporti drammatici, se è possibile inserirli, senza fare confronti naturalmente, proprio su una scala di valori. Ho capito. Ma direi che i miei rapporti drammatici avvengono con tutto ciò che è paterno, cioè mettiamo con lo Stato, o con non so, quel sentimento medio della vita che hanno gli uomini, con la società, eccetera, eccetera. Il nome di Casarsa della Delizia è strettamente legato alla memoria di Pierpaolo Pasolini, che visse a Casarsa nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Qui iniziò la propria attività di insegnante e intellettuale, dando vita a quella Accademiuta di Lenga Furlana che tanta importanza ebbe nella rinascita della letteratura friulana. Nel 1999 si è concluso il recupero dell'edificio principale, che vedrà anche la ricomposizione del giardino esterno dei locali. La creazione di una moderna struttura servirà a promuovere iniziative internazionali, oltre che a custodire la ricca raccolta di materiale originale risalente al periodo in cui Pierpaolo Pasolini visse a Casarsa. Sulla base di queste argomentazioni è stato inevitabile per la cittadinanza di Casarsa dedicare il teatro a questo grande poeta. Partiamo da Casarsa, qui siamo a San Giovanni di Casarsa e qui vicino alla mia sinistra vediamo un ex cinema, un posto nato come una sala parrocchiale, poi nel 1930 divenuta sala cinematografica che frequentava Pasolini. Siamo all'interno del centro studi Pierpaolo Pasolini ed è proprio il presidente di questo centro, Piero Colussi, ad accogliermi. Buongiorno. Buongiorno. Piero, grazie. Qual è la storia di questa ex casa della famiglia Colussi? Beh, appunto, ci troviamo nella casa Colussi, dove Pasolini ha vissuto in maniera continuativa gli anni dalla guerra, dal 43 all'immediato dopoguerra fino al 50, quando lui e la madre fuggono verso Roma. Ma tutti gli anni, abitualmente, la famiglia Pasolini veniva a passare le vacanze in questa casa, dove c'erano i nonni, Domenico e la nonna Giulia, e dove c'erano anche i cugini e le cugine. Era una casa in cui c'erano molte famiglie. Una di queste era la famiglia Naldini, e il cugino di Pierpaolo, Nico, a sua volta scrittore e poeta. A metà degli anni 90 questa casa viene acquisita dalla provincia di Pordenone per diventare un centro studi e soprattutto per diventare un luogo della memoria, un luogo dove il poeta ha vissuto e dove i tantissimi visitatori che arrivano a Casarsa e vanno principalmente in cimitero, poi hanno l'opportunità di venire a visitare questo luogo. E qui dentro si organizzano mille cose, c'è un'attività frenetica, si va dagli incontri con le scuole che vengono a fare le loro visite, si organizza una summer school, cioè una scuola estiva con studenti che vengono da tutto il mondo, e questo accade in settembre, cosa che facciamo assieme alla Sorbona di Parigi. Ma oltre a questo ci sono presentazioni di libri, proiezioni di film, incontri di ogni tipo. La casa è dotata di una biblioteca molto ricca, in cui sono praticamente conservati tutti gli scritti
usciti su volume di Pasolini, e dove c'è un preziosissimo fondo di autografi, cioè le cose che Pasolini aveva scritto quando viveva qui, e sono carte autografe che esistono e sono, come dire, conservate solo qui a Casarsa. Questo fa sì che chi deve studiare, fare una tesi su questo argomento ci telefona, prende un appuntamento e può accedere a queste diciamo così, carte così preziose. Qui c'è tutto il materiale. Diciamo una parte importante degli anni friulani, la parte poi più completa viene conservata a Firenze al gabinetto Viessier, che è il luogo dove i più grandi poeti e scrittori italiani hanno depositato i loro fondi. Pierpaolo Pasolini è stato uno degli artisti, diciamo, più importanti e anche personaggi intellettuali del XX secolo. Proprio per questo è stato fatto anche un documentario, giusto? Sì, beh, su Pasolini, come dei documentari, come dire, se ne sono stati fatti molti, però ce n'è uno che è ancora inedito, sì, e verrà presentato durante il mese di luglio proprio qui a Casarsa, e che in questi giorni è stato premiato al Biograph Film Festival di Bologna. Ha un titolo che è una citazione di una sua poesia, è un verso di una sua poesia, che In un futuro aprile è un documentario che racconta gli anni giovanili di Pasolini, per cui è praticamente girato tutto qui fra Casarsa, San Giovanni, Versuta, il Tagliamento, insomma i luoghi che lui racconta poi in alcuni dei suoi romanzi, in parte pubblicati dopo la sua morte, e parlo di Amado Mio, parlo di Romance, e in parte in quel stupendo romanzo che è Il sogno di una cosa, che invece pubblicò nel 62, in cui racconta le lotte dei contadini dell'immediato dopoguerra nel San Vitese e nei dintorni. Adesso qui c'è una mostra però di dipinti, di disegni ad acquarello, poi adesso la vedremo, che andrà avanti fino a metà luglio, giusto? Sì, sì. Allora andiamo a vederla? Certo, ben volentieri. Eccoci qui. Vedo un nome, Mario Micossi. Mario Micossi è un artista friulano di Artegna, che è conosciuto a livello internazionale. Lui ha lavorato molto negli anni 60 negli Stati Uniti, disegnando le copertine di alcune copertine del New Yorker, che è una prestigiosissima rivista letteraria. Ma tornato in Italia, fra il 1994 e il 1995, a 20 anni dalla morte di Pasolini, scoprì Versuta, questo borgo a 2 passi da Casarsa, dove Pasolini con la madre e per qualche tempo anche il fratello Guido vissero lontani insomma, dalla loro casa, per sfuggire ai bombardamenti aerei degli anglo-americani. Versuta è un luogo della poesia, è un luogo magico, dove nasce la scuoletta dell'Accademiuta di Lenga Furlana, dove Pasolini e la madre fanno scuola ai ragazzi del borgo, ragazzi che hanno 13, 14, 15 anni. E Micossi, con la sua abilità, disegna questi luoghi con acquerelli, con delle incisioni, perché il suo interesse principale erano le montagne, le prealpi e le Alpi, che fanno da sfondo a moltissimi di questi suoi bellissimi disegni. E la mostra sarà aperta fino al 12 luglio ed è un'opportunità per chi insomma vuole conoscere più a fondo i luoghi pasoliniani. Qui, Piero, fra poco vedremo un dipinto dove lei prima mi raccontava, mi sembra questo qui, lei prima mi raccontava che lì c'era la casa, si intravede la casa, no? Della madre di Pierpaolo Pasolini. No, si intravede la casa dove loro vivono questi giorni di sfollamento, la casa della signora Bazzana, che affittò a Pierpaolo e a Susanna una stanza dove hanno vissuto fino al 1947, per cui 5 anni, non pochi giorni. Sì. E questo bellissimo acquerello si intravede soprattutto questa chiesetta, è la chiesa di Sant'Antonio,
di Versuta, dove ci sono dei preziosissimi affreschi del 1200 e del 1300. Pasolini con i suoi ragazzi, memore delle lezioni di Roberto Longhi a Bologna, che era uno dei più grandi studiosi d'arte italiani, con la cipolla, grattando sul muro, che era stato imbiancato per motivi di, diciamo così, di pulizia, fecero riemergere questi affreschi in maniera molto artigianale, insomma. Oggi gli affreschi sono stati restaurati dalla soprintendenza, ma ecco che i suoi ragazzi ancora qualche tempo fa, chi c'era ancora di vivo, raccontavano che facevano grandi pianti con la cipolla per grattare il bianco di questa chiesa, insomma. Ed è un luogo che merita essere visitato perché è stato anche ricomposto con un intervento di riqualificazione da parte dell'architetto Paolo De Rocco, ed è un luogo che va visitato, ma è un luogo assolutamente, come dire, perduto nella campagna. E torniamo un po' indietro con gli anni, all'incirca poco prima del 1000 d.C. Siamo all'interno della chiesa di Santa Croce ed è proprio qui che ha avuto l'origine storica Casarsa della Delizia. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi e a tutti i vostri telespettatori. Antonio Tesolin, ma qual è il collegamento che c'è con Pasolini da questa chiesa? Beh, qui nella fine dell'Ottocento, quando è stata demolita una cappella che era in centro Casarsa, dove attualmente è il monumento ai caduti, in piazza Cavour, la lapide che ricordava il passaggio dei turchi, che è un ex voto fatto dalle famiglie casarsesi per non essere stati vandalizzati dai turchi, questo ex voto fu messo qui. Questa lapide che ricorda questi fatti del 1499 ha ispirato il poeta, ha ispirato Pasolini in questa rappresentazione sua dell'occupazione nazifascista, e di conseguenza pensando che i nazifascisti erano come i turchi, e di conseguenza su questo ho costruito, ed ecco perché questo è diventato il cuore vero di Casarsa e poi del pensiero pasoliniano in quel contesto. E ci troviamo all'interno della chiesa di Santa Croce, qui a Casarsa della Delizia, assieme al presidente della Proloco, Antonio Tesolin. E quindi, Antonio, qual è la storia di questa chiesa? Beh, qui c'è la storia di Casarsa, dalla riscoperta fatta negli anni 90 attraverso gli scavi archeologici della centa muraria, della centa che difendeva il primo nucleo abitato di Casarsa, alla costituzione di questa chiesa che è censita nei primi anni 1000, allo sviluppo della chiesa fino al periodo che è stata affrescata tra il 1400 e il 1500 e all'evoluzione di Casarsa con tutto quello che poi c'è stato, di conseguenza lo sviluppo ulteriore dell'abitato e anche i luoghi nuovi che sono nati per le attività agricole. Questo diventa il cuore, ridiventa il cuore adesso perché si è voluto, attraverso l'impegno di tantissime persone, di enti, in particolare di studiosi, quella di riscoprire, di dare valore a quello che era il periodo più bello attraverso lo studio degli affreschi che ricordasse Casarsa. La chiesa è stata bombardata. Infatti vediamo no? Che gli affreschi sono... Ecco, la chiesa è stata bombardata, è stata pesantemente distrutta, si sono persi tutti gli affreschi delle volte, questo è conterraneo alla chiesa di Vacile, gli affreschi lo fanno vedere, poi ne ha fatto delle robe molto belle, insomma, iconografiche, questi colori danno proprio il segno della religiosità e della vita di una comunità e di conseguenza della ricchezza che la comunità aveva. Ecco, dal fatto che si sono persi, che questa chiesa è stata bombardata pesantemente, crollati i muri, i soffitti, è stata poi ricostruita, è partita l'idea di dargli una nuova veste per il futuro, per poter salvare e conservare l'edificio e l'ambiente circostante e lasciarlo a tutti gli eredi del momento storico. È nato da quest'idea geniale che ha avuto la banca Frulovers di
un progetto che si può dare di più, a cui bisognava sottoscrivere economicamente un impegno economico da dare alla parrocchia per poter fare un recupero. Qui si è pensato ad una cosa che era facile da dire, però da realizzare un po' più complicato. Attraverso una ricchissima fotografia conservata presso la sovrintendenza dei primi anni del Novecento, in bianco e nero, si ricomporranno in maniera digitale, utilizzando gli strumenti che ci sono oggi, telefonini, smartphone, iPad e quant'altro, si ricompongono gli affreschi e si vedranno gli affreschi ricomposti in bianco e nero e a colori. Di conseguenza non è possibile vederli con gli occhi, però li vedremo attraverso questa riproduzione grafica. Un lavoro a cui pensavamo di chiuderlo entro quest'anno, ma la pandemia ci ha costretto tutti a rilanciare e a spostare più in là gli obiettivi, però non è che ci siamo dimenticati. E su questo diventerà sicuramente un valore importante, perché nel frattempo storie storiche, ricerche, appassionati hanno aggiunto altri fatti, altri aspetti che danno l'idea in che maniera fosse viva in quel periodo questa comunità. Ed ecco, e su questo poi chiaramente l'idea è quella anche di valorizzare molto di più il secondo patrono di Casarsa, perché Casarsa ha due patroni, la Beata Vergine del Rosario e Santa Croce. Qui siamo a Santa Croce, dandogli valore al patrono antico, al primo patrono di Casarsa. Ecco. Ricollocando in questo lunghissimo periodo storico che è stato per il Friuli di devastazioni, di quant'altro ne ha subite, però anche di grande ricchezza culturale. L'aver edificato, l'aver affrescato tutte queste chiesette, tutte queste cose, significava che c'era un pensiero importante, c'era anche un benessere culturale, non si pensava solamente al vivere comune, ma si pensava anche ad una ricchezza intellettuale. L'idea è proprio questa, quella di ricomporre questo luogo attraverso questa forma e poi, siccome l'amministrazione comunale ha una progettualità sua di valorizzare l'esterno, anche quella di completare in maniera armonica l'esterno, che oggi è un grande prato che già di per sé è bellissimo. Antonio, grazie. Voglio chiederle un'ultima cosa. Perché è importante ricordare le tradizioni di una cittadina, come in questo caso Casarsa? Perché se noi conosciamo le nostre radici, le nostre tradizioni, conosciamo i nostri valori, i nostri principi. Se conosciamo questo, sicuramente guardiamo al futuro con occhi diversi. Mi sono spostata, come vedete, a San Giovanni di Casarsa e ho raggiunto l'assessore alla cultura Fabio Cristante. Buongiorno Fabio. Buongiorno, ben trovati. Grazie. Dove siamo qui? Mi sembra che questo posto sia collegato a Pierpaolo Pasolini. Assolutamente. Questa è l'antica loggia comunale di San Giovanni di Casarsa, ma che è strettamente collegata in particolare all'impegno politico di Pierpaolo Pasolini nei suoi anni friulani. Pasolini prese a frequentare questa comunità, questo borgo agricolo, a partire dal 1943, affezionandosi poi a questa comunità fatta di giovani che nell'immediato dopoguerra cercavano un riscatto sociale. Siamo al tempo del lodo De Gasperi. Pasolini prese in carico questi giovani, ne condivise i progetti e le speranze, diventando nel 1948 segretario della locale sezione del Partito Comunista. Quindi diciamo che questo era un po' il cuore della sua attività politica. Era il cuore pulsante, oltre alla sede del partito che è qui vicina, anche perché le forme in cui si espresse la politica di Pasolini furono al solito originali, nelle forme della poesia e della letteratura. Sotto queste arcate gotiche, la domenica Pasolini proponeva dei manifesti murali dettati ai militanti del partito in forma di apologo della parabola laica, in modo tale che i fedeli la domenica, usciti dalla messa, dalla celebrazione, potessero avere anche un'altra proposta, che era quella del Partito Comunista. Che cosa intendeva dire Pasolini con queste sue parabole laiche? Che era il Partito Comunista quello fedele al Vangelo, mentre la democrazia cristiana era dalla parte dei ricchi e dei prepotenti. Manifesti scritti sia in italiano ma anche in friulano.
proprio per poter essere meglio compresi dalle persone. Alcuni titoli, il diavolo e la gassanta, l'anima nera. Tra l'altro fedeli che uscivano, come dicevi tu proprio Fabio, dalla chiesa che c'è qui vicino a noi, la chiesa appunto di San Giovanni di Casarsa, che fu costruita nel 1908. Eccoci qui, siamo entrati proprio nella chiesa di San Giovanni di Casarsa e Fabio, qui c'è un dipinto molto importante, se non sbaglio. Sì, si tratta della decolazione di San Giovanni Battista, opera della Malteo del 1577. È una delle testimonianze dell'antica pieve che sorgeva al posto dell'attuale chiesa. Gli altri dipinti sono del Moretto, seguace della Malteo, e di Baldassarre d'Anna. Oltre alle tele, questa chiesa conserva anche un importante crocifisso della fine del 400 e 2 altari del 700, un patrimonio inestimabile appartenente, come dicevo, alla vecchia pieve che nell'Alto Medioevo ebbe una certa importanza nella diocesi di Concordia. Perché? Perché è matrice di altre chiese, di Casarsa, San Lorenzo d'Arzene e della stessa San Vito al Tagliamento, quindi un luogo assolutamente importante. Una chiesa molto grande peraltro. È una chiesa molto grande e stupisce trovare un luogo così maestoso in un borgo agricolo apparentemente anonimo in qualche modo, vero? È una tra le chiese più grandi della diocesi. Le maestranze che vi operarono tra la fine dell'Ottocento e i primissimi anni dell'Ottocento, fu completata, come dicevi tu prima, nel 1908, vide l'operare di importanti botteghe nella sua fabbrica, scultori, scalpellini, ebanisti, che consegnarono alla nostra comunità quello che è davvero un capolavoro d'arte. Diversi artisti dunque. Diversi artisti. Pierpaolo Pasolini trovò da giovane in Friuli più di una ispirazione per il proprio lavoro. Friulana era sua madre e a Casarsa la famiglia Pasolini si rifugiò durante gli anni della guerra. Qui lo scrittore imparò il friulano che adoperò per le sue poesie. Qui coltivò la sua passione per i più poveri che non lo avrebbe mai abbandonato. A Casarsa, in provincia di Pordenone, della casa dove Pasolini visse per alcuni anni, non restano neanche i muri portanti. Ogni cosa è stata distrutta dalla guerra, ma nell'edificio odierno, che ospita il centro studi a lui dedicato, tutto ricorda il lavoro e la vita di quegli anni. La scuola che fondò con la madre, la piccola accademia di lingua friulana. Nico Naldini, anch'egli poeta e scrittore, cugino di Pierpaolo, è nato proprio in questa casa. C'erano i bombardamenti, non potevamo andare nei rispettivi ginnasi ed eravamo 4 o 5 ragazzi che qui imparavano a leggere il latino di Virgilio, il greco dei lirici greci, e Pasolini ci ha guidato in modo assoluto, come io non ho mai ritrovato nella mia vita. Poco lontano da Casarsa ecco la loggia di San Giovanni, luogo che raccolse le prime testimonianze del Pasolini politico. Poco più in là il borgo di Versuta. A questa piccola chiesa medievale furono destinate le sue premure artistiche. Con mezzi di fortuna riportò alla luce alcuni affreschi del Trecento. Del resto anche il suo rapporto con l'arte era già tracciato da tempo. Io ricordo di averlo conosciuto quando ero ancora ragazzo, in casa di Pasolini, naturalmente in casa della mamma, e lui era nel cortile a disegnare un San Sebastiano e io sono andato lì a vedere, curiosare proprio vicino
lui ha cominciato a spiegarmi questo San Bestiano, sì, che è tutto pieno di frecce, tutto nudo, che era un po' il senso dell'arte. A Casale di Loreto. Ah, di là del tagliamento. Dino Peresson ricorda ancora i giorni delle gite sul tagliamento con lo scrittore, che proprio da alcuni suoi racconti trasse ispirazione per Il sogno di una cosa, uno dei suoi romanzi. Amava molto di più i poveri, quelli che non avevano nulla, soprattutto a quelli che non hanno avuto un'istruzione. Ed ecco gli inediti di Pasolini, una poesia in lingua, alcuni disegni e pagine di un diario solo in parte pubblicato. Ma al di là di chi lo conobbe, che ricordo conserva di Pasolini la gente di questa terra? Trovo da parte dei giovani un entusiasmo veramente straordinario, una passione per Pasolini che si rivela anche nelle numerose visite dei giovani, non solo al centro studi Pasolini, a Casarsa, alle carte di Pasolini, ma anche alla tomba di Pasolini, un pellegrinaggio che lascia il segno di piccoli sassi che questi ragazzi lasciano sulla tomba. La nostra famiglia materna, di questa casa, sì, sono i Colussi, che sono un grande clan contadino, vivono qui da circa 600 anni, però la famiglia di mio nonno era già un piccolo industriale dell'agricoltura. Ecco, e Pierpaolo Pasolini con la mamma Susanna, quando è venuto a abitare qua? Sono sempre stati qui durante le estati, cioè durante i periodi più importanti della vita dei ragazzi, dei bambini, poi dei ragazzi, sono sempre venuti tutte le estati, dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo. Poi si sono stabiliti definitivamente nel 1943, loro abitavano a Bologna, c'era pericolo appunto, le grandi città erano più esposte ai bombardamenti, qui si ritenevano più al sicuro e sono venuti a vivere definitivamente qui per alcuni anni fino a tutto il 49. Nell'assenza del padre che era in guerra e nella scelta di scrivere nella lingua della madre, che rapporto c'è tra la poesia di Pierpaolo Pasolini e il mondo delle madri qui in Friuli? Ma è un rapporto molto personale di Pasolini con sua madre. Era un rapporto molto esclusivo, di grande intimità, di grande leggerezza, di quell'aspetto della vita che si risolve vivendo dentro una luminosità perenne. Ecco, questo è il rapporto degli amori perfetti, autosufficienti, che non chiedono nulla di altro al di là di sé. In fondo io ho preso il Friuli per una specie di piacevole e nello stesso tempo tragico esilio, una specie di prigione dove compiere gli atti e le operazioni del mio narcisismo in mezzo ai gelsi, alle vigne e ai prati verdi del Friuli, e nel tempo stesso un luogo dove covare il dolore per la morte di mio fratello, che era venuto un anno prima, proprio alla fine della guerra, era partigiano. C'è stato per lei un primo impatto, un primo incontro con la realtà? Ma l'incontro con la realtà, le ripeto, ancora una volta, è avvenuto nel momento in cui sono nato. Cioè, il primo rapporto con la realtà l'ho avuto veramente nei primi anni dell'infanzia, anzi direi definitivo. Volevo dire un incontro con una realtà politica, con gli aspetti sociali della realtà. Ah, ho capito, una realtà sociale, diciamo, di cui prendere una coscienza a livello della maggiore consapevolezza. Vabbè, sì, l'ho preso proprio in questa mia specie di prigione o di esilio friulano, dedicato esclusivamente a una specie di poesia mistica, cioè una poesia in dialetto friulano. Questa presa di contatto è venuta attraverso le lotte tra i braccianti e
i padroni, quelli che i braccianti chiamavano i loro padroni, cioè una specie di sopravvivente feudalesimo nel Friuli. Io sono stato dalla parte dei braccianti ed è attraverso questa specie di scelta istintiva che poi ho preso la mia strada, che è ancora quella di oggi, cioè la strada del marxismo, dell'opposizione totale alla mia società. Chi si c'è dalla casa dai Colossi, che sarebbe stata la mare di Pasolini, Colossi, e si c'è in una stanza da che era l'accademiuta, la che si a studiare. Pasolini gli insegnava il furlan, gli insegnava a scrivere, gli insegnava a comporre. Si c'è dentro chi? La mare di Pasolini era Colossi. E dopo ho sposato il colonnello. Allora Pasolini lo conoscevo, no? Perché stava per di là dalla strada e ogni dì si chattava, no? E una dì mi dice, Gigione, siccome che noi altri la sera e si chattava in tal bordo di Pordenone, una compagnia di noi di Giovenassi, alla sera si sentava in tal marciapiede e facevano cantare, di che cantare, tutti i piloti che potevano inventare, non inventati, li sapevano insomma. E Pasolini, lui e la Pina Kals, che era una sfollata istriana, passavano per lì ogni sera e si fermavano a sentire, no? La prima uscita si usò a Sopola, al Ciascello di Sopola, e lì vi cantato, a squarciagola, la Pina ogni tanto faceva una suonata, una sviolinata e lì poi tutti città sincera, gli uomini là di Sopola, uomini, femmine, sì, fronza era di tutto là. Boh, finito lì, una bella bicchierata, con i mascelli spartavano fuori il vino dagli scugelli e dopo siamo venuti a casa. Di lì poi abbiamo continuato altre domeniche a fare concerti di qua e là. Sopola, dopo l'ha dedicato una pistola 4 parabolis per l'Eglise, per i 500 anni del nostro Eglise, invece che viene là di fronte dai Carbonieri stavolta, era adesso. Il primo mio libro è uscito nel 1942, è un libro di poesie in dialetto friulano, che è il dialetto di mia madre. Le avevo scritte verso i 18 anni e le ho pubblicate esattamente a 20 anni, nel 1942 avevo 20 anni. Perché ho scritto in friulano? Allora non me ne sono ben reso conto, ma me ne sono reso conto immediatamente appena uscito il libro. Appena uscito il libro alcuni critici che avrebbero voluto recensirlo non l'hanno potuto recensire perché le riviste di allora, erano gli ultimi anni del fascismo, non volevano che si parlasse di dialetti, non volevano che esistesse una letteratura dialettale. E questo perché? Perché l'Italia di allora, l'Italia ufficiale di allora, era un'Italia completamente stereotipa e falsa, completamente al di fuori di ogni forma di realismo, anche se completamente poetico come era questo. Cioè non si voleva che in italiano si parlasse dialetto, praticamente non si voleva che in Italia ci fossero dei contadini o degli operai. Casarsa ta che l'usouro di estate, che non muore ormai, blanc e sec come la cialsina, i laiot vicina e io frut con i barghessis e li mais, dalla ciarca mi trima, la puora granda casa con i moscis dalla taula onta, dalla cusina dalla vampa, dal soreli vueita stanca, che sbrova, dal curtil da vecia pompa, in marciapies. Casarsa, in quel chiarore di estate che non muore mai, bianco e secco come la calce, la vedo qui vicina, e io bambino, coi calzoni e le maglie sulla carne che mi trema.
Scrivere in friulano è un fortunato mezzo per fissare una melodia infinita. Così Pierpaolo Pasolini spiegò perché scrivesse in friulano le sue prime poesie. Era di Casarsa, ma vi tornò solo nel 1942, a 20 anni. Per lui, già antifascista, restituire identità e dignità ad una lingua locale significava realizzare concretamente il post-fascismo, ma anche altro. Da un portone di Casarsa a una vecchia stemma, a figura un fus, e sotto a chi è un scritto, Colus. Colussi alle il nostro nome. Io ho avuto che stemma frutin, e in che la suonavi le campanis di un antico misdì. Usata al portone, stava un donzel a spettar di sna, che dal fogolar belsal fumava, che il donzel si chiamava Colussi, come no altris. In questo testo inedito, che troviamo in questa bacheca del Centro Studi Pasolini, nella casa Colussi, troviamo in maniera esplicita quel profondo legame che Pasolini aveva con i Colussi, con il clan contadino dei Colussi. In quel portone dai Colussi noi troviamo l'incipit di una delle sue opere teatrali giovanili, I Turcs tal Friul. A Casarsa, dall'anno 1499, drenti dal quartin dalla casa dai Colus, Culciar e altri in prest parcera. Maggio 1944, Casarsa. Pasolini scrive I Turcs e lo ambienta proprio dentro uno di questi portoni dove risiedevano le famiglie dei Colussi. Alcuni, i più importanti protagonisti di questa opera, dei Turcs dal Friul, sono tre fratelli, Paoli Colus, Meni Colus e Nisiuti Colus. Ecco, questo testimonia proprio ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, questo profondo legame con Casarsa e con i Colussi, al punto tale che Pasolini usa questi personaggi che nella realtà esistevano ed erano suoi amici, erano persone che lui conosceva per le sue opere teatrali. Ma troviamo una testimonianza ancora più importante in una sua opera poetica, nel Romancero, dove dedica un'intera sezione ai Colussi. Questa sezione in effetti si chiama I Colus. Sono alcuni componimenti che raccontano la storia di questa terra dal periodo napoleonico, e questo componimento si chiama appunto Il soldato di Napoleon, fino all'ultima guerra, al 44 e al 45, raccontando la prima guerra mondiale in Caporetto, e in qualche misura troviamo proprio che i protagonisti sono i Colussi. Crist pietate dal nostro paese, no parfani pisciors di quel chi sin, no pardani ploia, no pardani sorelli, pati chial e frei, e tutti lì tempiestis dal seila alle nostri di stima vinciantali litanis par sé che tu ti vedis pietata dalla nostra ciera. Crist pietà dal nostro paese, no parfani pisciors di quel chi sin, no pardani ploia, no pardani
sorelle. Uei, sin a quarzin, divei preat parnuia, tutti sos massa pinalta, dalla nostra ploia, dal nostri sorelli, dai nostri affanza. Crist tu là, che senza stan vis da croni, di sta vis in eterno, e che in eterno tutti vesti dai chi ploia ai nostri champs, cui hai acclamat chi senta e un altri monta a portanu la fine dalla nostra vita. Vita senza pretesis, senza ideai, senza una gota di ambizione. Crist tu là, chi si stan vis da crodi, ti sta vis in eterno, e che in eterno tutti vesti dai chi ploia ai nostri champs. Sint se bon odora cal sofla dal nostro paese, odor di fen e di erbis, odor di fogolars, odor chi sentivi di fantasin tornando al ciampa. Crist pietà dal nostro paese, no parfani pisios di quel che sin, tu al mancul, tu chi ti vedi spietat, chi ti fermis il turc. Era l'estate del 1969, il giorno in cui il primo uomo mise piede sulla Luna. A Grado sbarcò la divina Maria Callas, chiamata da Pierpaolo Pasolini a interpretare Medea. Il poeta, allievo del grande storico dell'arte Roberto Longhi e da tempo appassionato di pittura, la ritrasse più volte. Come in questo disegno, realizzato il 6 settembre di quell'anno e esposto ora per la prima volta al Centro Pasolini di Casarsa insieme ad una ventina di opere realizzate tra il 69 e il 72 nell'isola di Mota Safon, in laguna dove il regista soggiornò più volte in un casone di pescatori senza elettricità, circondato dal paesaggio mitico e primordiale del film. La mostra amplia lo sguardo di Pasolini sulla laguna e noi ampliamo il nostro sguardo sul Pasolini disegnatore, ma soprattutto sul Pasolini disegnatore a Grado, e in questo modo percepiamo l'affezione e l'attenzione verso il territorio gradese. Pasolini, oltre ai ritratti, dipinge quello che lo circonda, barene che si confondono con il cielo, i pali e le reti della laguna, i lumi che rischiaravano le notti sull'isola. Pasolini usava tecniche non convenzionali. Sulla carta si addensano materiali prelevati sostanzialmente dall'intorno. Sono sabbie, conchiglie, fiori, erbe. 9 di queste opere sono inedite, trovate di recente dalla storica dell'arte Francesca Agostinelli nelle case di persone che per diversi motivi avevano avuto a che fare con i soggiorni gradesi di Pasolini. Con la mostra Pasolini e i disegni nella laguna di Grado iniziamo una serie di proposte interessanti, importanti per ricordare i 100 anni della nascita di Pierpaolo. L'italiano praticamente è una lingua soltanto letteraria per molti secoli, cioè fino praticamente a 10 o 20 anni fa. Mentre per esempio il francese si è formato come lingua unitaria per ragioni politiche, burocratiche, statali, l'italiano è diventato una lingua unitaria
che comprende tutta l'Italia, per ragioni puramente letterarie, ripeto. E questo prestigio letterario è nato a Firenze in una situazione storica naturalmente molto diversa dall'attuale. I tre grandi padri dell'italiano, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, si sono imposti al resto della popolazione italiana per ragioni di prestigio letterario. Senta, un'ultima domanda, vorrei rifarmi ad alcune polemiche recenti che ci sono state a questo proposito. L'italiano va cambiando? Sì, l'italiano va cambiando nel senso che si sta facendo più veramente unitario. Le ripeto, fino a 15-20 anni fa, 30 anni fa non si poteva parlare di un italiano veramente unitario. Si può cominciare a parlare adesso, anche per merito della televisione, dei giornali, oppure della vita statale che è infinitamente più unita che molti anni fa. Le infrastrutture sono enormemente accresciute. Ma il centro linguistico dell'italiano però si deve dire non è più letterario e non è più Firenze, ma è tecnico o tecnologico ed è Milano. Cioè, per esempio, l'italiano è unito secondo me soprattutto dal linguaggio tecnico, cioè mettiamo la parola frigorifero, è una lingua che tutti gli italiani adoperano, dalla Massaia di Milano alla Massaia di Palermo tutte usano la parola frigorifero, cioè le parole tecniche sono una specie di cemento, non so come dire, di patina che sta livellando e unificando tutto l'italiano. Bene, questo lei trova che sia migliore, diciamo, questa egemonia tecnologica o tecnocratica sulla lingua che non l'egemonia letteraria? Ma cosa vuole, non è né migliore né peggiore, questa è la realtà. Io tendenzialmente certo tendo ad amare di più alla guida di una lingua nazionale una lingua letteraria, ma se questa lingua invece che essere letteraria e tecnologica non posso far altro che prenderne atto. Dunque non è che io ho cambiato la tecnica letteraria, in realtà ho cambiato la lingua e questo forse implica una certa mia protesta contro la lingua letteraria italiana, addirittura contro la lingua italiana tout court e forse addirittura contro la società che in questa lingua si esprime. In un certo senso, facendo il cinema, ho voluto cambiare nazionalità. Ho dato a questo mio passaggio dalla letteratura al cinema varie spiegazioni. La prima è stata la più ovvia, cioè ho pensato di aver voluto cambiare tecnica. Tutta la mia produzione letteraria è caratterizzata dal fatto che ho cambiato spesso tecniche letterarie e pensavo che il cinema fosse una tecnica nuova. Poi ho capito che questo non era vero, perché il cinema non è una tecnica letteraria, ma è un'altra lingua. Allora ho pensato, in maniera forse un po' avventurosa e così esagerata, di essere passato al cinema, cioè a un'altra lingua, per abbandonare l'italiano, cioè per fare una specie di protesta contro l'italiano e contro la mia società, una specie di rinuncia alla nazionalità italiana. Ma neanche questa in fondo è una spiegazione totale. La spiegazione vera, secondo me, è questa, e cioè le ho detto che il cinema è una lingua transnazionale, transclassista, cioè un negro del Ghana, un americano, un italiano, quando usano questa lingua del cinema, lo usano tutti alla stessa maniera. È un sistema di segni che è valevole per tutte le possibili nazioni del mondo. Ora, qual è la caratteristica principale di questo sistema di segni? Quello di rappresentare la realtà non attraverso dei simboli, come sono le parole, ma attraverso la realtà stessa. Se per esempio io voglio rappresentare lei, rappresento lei attraverso lei, o comunque attraverso qualcun altro, che però è in carne e ossa, che è analogo a lei. Cioè rappresento sempre la realtà usando la realtà stessa. Questo mi permette, facendo il cinema, cioè usando questo mezzo di espressione artistica, di vivere sempre al livello e nel cuore della realtà. Un po' più la tua sinistra. Stop. Sono ancora uno o no? Che dici? No, basterà così. Sì. Vabbè. Più bella la corsa. A meno che non abbia sbagliato la macchina. No, appunto, quello è il pericolo, per quello bisogna fare sempre due. Hai sbagliato la macchina? No, forse no, ma nessuno. No, però aspetta, se non ti senti non importa.
Se facciamo uno più breve, più indietro, più alla tua destra, a destra, ecco, indietro, così, sempre dritto indietro, ecco lì, parte da lì, guarda verso di me, Nine, comincia a dire la battuta. Non rientra, stop. Faccio la panoramica così, dove eravamo con la macchina così, seguendo loro che vengono avanti dal pozzo, così. Ecco. Fino al cortiletto o anche più a sinistra? No, fino al cortiletto.